Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash del News Sicilia. Vediamo insieme i titoli più rilevanti del pomeriggio. In apertura la questione sempre più incandescente del ponte sullo Stretto. Il segretario confederale della CGIL Pino Gesmundo ha ribadito che bisognerebbe ritirare il progetto dopo i sostanziali rilievi della Corte dei Conti sugli iter di approvazione perseguiti con la massima fretta per l'avvio dei cantieri, motivo per cui il sindacato ha scritto al vicepresidente della Commissione europea chiedendo un incontro. Pomeriggio di fuoco nell'Agrigentino, dove un incendio di grosse dimensioni è divampato nella vegetazione che delimita la spiaggia di Contrada Sovareto di Sciacca, zona in cui si trova il complesso alberghiero di Sciaccamare. Momenti di tensione in particolare per i turisti che alloggiano a Cala Regina, una delle 4 strutture ricettive del complesso che è stata fatta evacuare. È stato assolto Mirko Loiacono, il 29enne accusato di aver partecipato a 2 tentati omicidi allo Zen aggravati dal metodo mafioso, oltre che di detenzione illegale di arma da fuoco. Questa è la decisione della 4ª sezione del Tribunale di Palermo. I fatti risalgono al 2021. L'ARS ha espresso parere favorevole sul disegno di legge nazionale che prevede la modifica dello statuto speciale per introdurre la figura del deputato supplente. Il parere, pur essendo obbligatorio, non ha carattere vincolante. Il DDL dovrà ora essere approvato in doppia lettura alla Camera e al Senato. In chiusura il meteo atteso anche per domani, bel tempo in Sicilia, i venti resteranno moderati, un peggioramento invece secondo gli esperti si avrà nel weekend con l'arrivo di una nuova ondata di maltempo. Ed è tutto per queste edizioni, io vi ricordo come sempre che i dettagli su queste notizie e molte altre li trovate sul nostro sito e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito e a domani.